Se per l'immaginario comune gli squali sono sinonimo di pericolo, chi li conosce bene e di loro si occupa anche per lavoro vuol far sapere che, grandi film americani a parte, molti di loro non attaccano l'uomo, anzi talvolta vengono attaccati dall'uomo stesso attraverso il finning, una crudele pratica che prevede lo spinnamento degli squali a scopo alimentare. Sono proprio le tematiche dell'educazione all'ambiente marino, la conservazione della specie, la protezione degli animali marini, le mission di Lido, di Jesolo Sea Life Aquarium, così come del resto di tutte le strutture della catena che sono sparse in tutto il mondo. Dunque quella degli squali è una specie che non va demonizzata ma protetta, ed eccole qui i 4 giovani esemplari di squali Port Jackson arrivati da poco nelle vasche di Jesolo. Il nome proviene dal luogo in cui sono stati scoperti i primi esemplari alla fine dell'Ottocento, la baia di Port Jackson nel sud dell'Australia. Bizzarri nell'aspetto, questi squali hanno una grossa testa con spigoli prominenti sulla fronte, una bocca piccola e segni di colore marrone scuro a forma di briglie sul corpo di colore grigio-marrone più chiaro. Le pinne dorsali presentano una spina non velenosa ma tagliente che utilizzano per difendersi dai predatori. Accanto a loro, nelle altre vasche, 2 cuccioli di squalo bambù dalla curiosa livrea a bande marrone chiaro e scuro che poi diventerà uniforme una volta che saranno adulti. Sono animali notturni e possono sopravvivere fuori dall'acqua per più di 12 ore e sono così sensibili da percepire il campo elettrico di un possibile predatore ancora prima di nascere attraverso il morbido guscio d'uovo che li separa dal resto del mondo marino. Quando il pericolo è vicino, i piccoli di squalo si mobilizzano e smettono addirittura di respirare per passare inosservati. Insomma, una questione di sopravvivenza.